Non vedo l'ora che arriva l'autunno, ragazzi. Idolo delle belle trail area. A settembre è arrivato. Lo sacra al cemento. Lavoratori, buongiorno. Allora, più che buongiorno, ormai buon pranzo. E oggi giretto appunto in pausa pranzo per monitorare un attimo la situazione della cassetta. A settembre è arrivato e dato che è un pezzo che non vado a vedere, ho pensato che oggi sia il caso di andare a fare un giro, visto che l'autunno è dietro l'angolo, probabilmente non ci sono più quelle giornate afose. Infatti oggi 24 gradi, direi bellissimo. Girettino, 4 chiacchiere, 4 foto, manicoti, perché comunque la vegetazione dovrebbe essere abbastanza ostile ancora. Non vedo l'ora che arriva l'autunno, ragazzi. La stagione mia preferita, lontano da caldi e casini. Ci vediamo dopo, ciao. Allora, dicevamo, settembre è arrivato, l'autunno è dietro l'angolo, perché per un allergico come me quest'anno è stata durissima. Vediamo se riusciamo a tornare in mezzo ai boschi con più tranquillità. E poi perché, se vi ricordate, a settembre avevamo detto che andavamo a rimuovere la cassetta, ma si sono aggiunti altre persone al progetto, quindi Fuori Rotta e i Dusted, che hanno piantato le loro cassette, e quindi questo progetto non ha fine. Piccola indicazione per chi ci scrive ogni volta: vorrei metterne una nel mio comune, potreste metterne una nel mio comune. Non è quanto metterla, perché metterla non è niente, è fare le ronde, monitorare, ma soprattutto archiviare quello che viene scritto alle persone, perché se malauguratamente un'alluvione, un temporale di quelli brutti che si stanno susseguendo in questo periodo purtroppo, e qualsiasi altra vicissitudine viene perso il diario, o venga anche semplicemente buttato via per atto di vandalismo, almeno abbiamo un archivio. Chissà che spargendo la voce i comuni si muovano e si attivano ancora di più per fare di queste zone delle belle trail area condivise tra chi cammina, chi fa gravel, chi fa mountain bike e quant'altro. Comunque, se c'è qualcuno che soffre di allergia, graminacee e quant'altro, per non sentirmi solo, faccio sapere nei commenti come è passato quest'estate, perché io veramente, ragazzi, ho dovuto affidarmi alle cure più disparate per starci dentro. Fatemi sapere come ve la siete passata voi. Io, parlando bene, di merda. Mi taccio perché la salita è lunga. Beh, che dire, wow, pensavo fosse piena di detriti e robe, ma... E voilà, c'è ancora tutto intatto, fa punte, adesivi, bello, interessantissima sta roba. Idolo che ha avuto il tempo di venire fin qua e disegnare un cazzo sul coso. Bravo, un contributo va sempre bene, bravo, idolo per aver perso questo tempo, bravo, ti potevi spenderlo a fare dell'altro. Detto questo, vediamo dove siamo arrivati. Bella idea. Siamo Antonio, sono Marco, oggi pioggia leggera, ok, ci siamo. Good day, good trip ce l'abbiamo, Montegallo ce l'abbiamo. Allora, buona pedalata a tutti. Ocio alle ragnatele. Questo è un bellissimo disegno. Sono queste cose che rendono la vita meravigliosa. Pensavo fosse una tappa geocaching, invece è stata una sorpresa. No, geocaching qua non lo femo mia, ragazzi. Ciao Marco e Nico. Nico è anche il nome del mio carissimo amico. Ora starà passeggiando chissà in quale striscia di energia con la sua Luisa. Bene, un saluto a tutti. Saltiamo la pagina. Giornata meravigliosa, sole 20 gradi, io e Achille abbiamo approfittato. I randaggi, bravissimo. Poi è passato di qui, bella idea questa del libretto. È una fortuna potersi fermare in mezzo al verde e vivere semplicemente, esserci, incontrare animali selvatici e ascoltare il vento che muove le foglie. Ah, poesia proprio. Ciao Anna, Nubi, ciao, state attenti ai parapampuli. Ok, non so cosa siano, ma vabbè, forse è qui che se boh. Escursione in MTB, compagnia di un amico, superposti. Lucia, madonna santa, siamo al 23, siamo ad agosto, Molto bel passo, bella idea. Sotto questo
mare di stelle, io e te, una follia. E attenzione, ok, con i nostri 2 figli, quanto è bello essere nella natura. Ilari, camminata bellissima, 18 rampe. Saluti da Fabio, Anna, Alessia, Ala, Aila, Kimba, Macia, saluti. Wow, dove i colli toccano il cielo, sì, in effetti. Da ogni mio pensiero, baci Luca. Passeggiata speciale, A più D, 2 cuori, viva l'amore. Qua saltiamo pagina, andiamo a random. Ciao da un ciclista solitario, ciao ciclista solitario. E andiamo avanti. Qui matto è caduto Thomas, e come disse Thomas di Palo Salva, i Thomas si casca sempre, però è importante che tu ti sia rialzato e non abbia fatto nulla. Wow. E andiamo avanti, non c'è più niente. Speriamo tenga quest'inverno, e ovviamente qua ti scrivo bravo, perdi del tempo in attività migliori. Ok? Bellissimo. Detto questo, sempre un piacere scoprire che c'è gente che passa e lascia il proprio messaggio. Quindi ripeto quanto ho detto prima, questo è un progetto aperto, e se qualcuno vuole partecipare si scrive in privato, fa una cassetta, trova una location e la piazza, e poi, cosa molto importante, va a fare un po' di ronda, ok? Perché quella è la roba più importante, mantenimento senza disturbare. Proseguiamo il giro e grazie ancora. Oh, mi ha visto ciò? Ai 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 ai. Qua non è proprio messo male, a parte la prima parte, però è da fare un check. Però è bello lei che si crea delle linee nuove, molto tricky, intriganti. Vediamo qua, ma manco se passa qua. Manco se passa. Allora sì, se passa, per grazia di Dio, però no, signore e signori, donatore, no way. Figo, perché mi piace sta roba qua rotta, scassata, però raidabile è un'altra roba. No. Oh, come cazzo fu adesso? No. Porca puttana. Va bene, dai. Se è il caso di cambiare zona. Sentivo delle motoseghe prima. Forse è il caso di venire a capare qua. Porca troia. Allora ragazzi, che dire? Beh, giretto in pausa pranzo, fantastico. Tutte le pause pranzo dovrebbero essere così. Situazione dei trail un po' devastata, rami, piante ovunque, però di buono c'è che sentivo le motoseghe dei contadini girare nei boschi, quindi magari nel giro di una settimana, 2, la stazione potrebbe tornare alla normalità, e visto che si avvicina l'autunno, come dicevo prima, magari cambierà un po' qualcosa. Detto questo, io vi ringrazio per essere sempre super presenti e super partecipanti al Diario dei Boschi. Continuate così, mi fa un sacco piacere. E niente, che dire, perdetevi, esplorate e state fuori. Buona settimana.